Elio Dell'Acqua, Stati Generali della Pesca del Veneto 2022, momento di grande confronto per tutta la filiera, istituzioni e ovviamente anche pescatori. Sì, come rappresentante di Federpesca e anche come rappresentante di un consorzio di armatori e di una cooperativa, vengono questi Stati Generali della Pesca, è una cosa molto utile e importante per tutto il settore della pesca. Il settore della pesca che negli ultimi anni abbiamo visto la crisi che stiamo sopportando adesso con il Covid, caro gasolio, la bucillaggine, e tutto quello che sta avvenendo è un problema abbastanza sentito, specialmente per la marineria di Chioggia, per le grosse marinerie d'Italia. È un settore che per la marineria stessa e per il comparto del mondo della pesca di Chioggia, che è un settore molto, molto importante per la città, tutto. Queste 4 giornate, che cosa vi aspettate da queste 4 giornate di confronto? Beh, le 4 giornate più importanti, secondo me la più importante è quella finale, quella a Venezia, perché noi attraverso anche Agriteco stiamo facendo i piani di gestione, ci siamo trovati per fare i piani di gestione, quelli che noi è da anni che vogliamo portare avanti per salvare sia il mare e sia il mondo della pesca, quindi le proposte che porteremo sono proposte importanti, fatte dagli armatori. Questo noi lo portavamo avanti ancora circa 15-20 anni fa, adesso che ci sono i Stati Generali della Pesca è una questione di confronto e di portare avanti le nostre iniziative.